Amici giallorossi, un saluto da parte di Davide Mescoli e benvenuti a Legnano Sabbia d'Oro per Bregliano ed Este, fischio poco. E allora, divertiamoci! Piccardi vuole andare in mezzo sulla testa di Giacomazzi, che aveva provato a girarla. Ancora Giacomazzi, avanza lui. Spazio a sinistra per Piccardi, visto e servito. De Vido. Surplus, finta di corpo, buona qui l'azione personale di De Vido. Cross basso per Dalago che di testa la prolunga. Siamo in aria, la mette in mezzo sulle zone di Cola! Di testa, Cola trova il vantaggio dell'Este 1-0. Il gol di Cola, ma l'azione personale fantastica di Dalago che la prolunga di testa. E poi sempre di testa trova Cola che da sotto misura non può sbagliare. 1-0 per l'Este. Si stacca Piccardi, parte De Vido con il traversone allontanato dalle zone di Cola, che insiste per l'Este. Trova ancora De Vido, che trova Piccardi che galleggia in aria, la mette in mezzo, palla deviata, Sacco la blocca. Ciriello se ne va in qualche modo a Cacin, qui buona l'azione personale del numero 9 che salta anche il tentativo di scippo da parte di Giacomazzi. Adesso c'è una voragine al centro, ne vuole approfittare Ciriello che sterza e calcia col sinistro, palla deviata, Moroni la manda in angolo. Bogo dice che basta così per il primo tempo e avanti l'Este 1-0. Si riparte con il secondo tempo che lo stadio Tegil. Un buon primo tempo da parte dell'Este con i gol di Cola. Si aspetta adesso il check da parte di Bogo, arriva adesso il fischio. E ora si riparte con la seconda frazione. Saccon pasticcia sul rinvio, allora De Vido con il destro sul fondo. Calcio d'angolo sulla testa di Giacomazzi, ma Bogo ha fiscato un fallo in aria. Tarco adesso si è aperto il campo per il Brigliano, allargato a destra dalle zone di Berzotti, che sterza su Piccardi e sta centra, cerca di nuovo una connessione con Tarco che gioca sulla linea del fuorigioco. Sta centra ancora Tarco che va anche a calciare! Un fulmine! Tarco la pareggia 1-1. Azione personale di Tarco che fa partire un missile con il sinistro, forte sul primo palo, Moroni non lo vede partire, è pareggio del Bregliano 1-1. Tarco ancora scappa alle spalle della difesa dell'Est, ancora Tarco inseguito da Giacomazzi e Calgaro, Tarco col destro, Moroni la manda in angolo. Parte il traversone allontanato dall'Est e poi Berzotti col destro volante, Moroni la blocca. Piccardi cerca un'idea, sterza e fa partire il traversone, Saccon allontana di pugno. Arriva Cacin col sinistro, palla che rimane ancora viva, ancora Cacin. Giacomazzi avanza, gambe falcate, spazio a sinistra per Piccardi, visto e servito, su lui Berzotti. Piccardi vuole prendersi il fondo, la mette in mezzo per Rosso che temporeggia, la mette di nuovo in mezzo per Giacomazzi, deviata, era una grandissima idea. Ancora il Bregliano che insiste, Mutavcic porta a spasso De Vido. La mette in mezzo, Cagliari non un grande intervento, ancora Berzotti per Bevilacqua! Rimonta completata del Bregliano, 2-1! Un tentativo fortuito di Cagliari, poi zampata vincente di Berzotti e Bevilacqua con il destro forte e potente, batte Moroni e 2-1 per il Bregliano. Non vuole mollare l'Este che va in the box con Calgaro, ultima palla, esce Saccon che la blocca! Altra giornata sfortunata per l'Este. Fischia poco, finisce così. Ci vediamo al prossimo appuntamento con il Ciserano Bergamo. Un saluto a parte Davide Mescoli.